Siamo a Calangianus, davanti alla splendida tomba dei giganti di Pascaredda. Abbiamo una splendida esedra, imponente, bella, che è costituita da 10 pietre infisse da una parte e 9 dall'altra. Abbiamo una strecentinata molto bella e abbiamo anche un vano funerario importante che vi faccio vedere da qua e poi entro. Questa rappresenta la porta verso l'aldilà, la stele. Allora adesso andiamo e vi faccio vedere come sono sistemate le pietre a piatta banda sopra il vano funerario, proprio bella. Poi cerco di entrare e vi faccio vedere l'interno. Allora, questa è la parte posteriore dell'esedra e questa è la parte superiore della tomba. Qua abbiamo un pezzo mancante. Può essere che questo pezzo servisse poi per fare le sepolture. Là c'è una specie di incavo, vedete, quello coperto dall'edera, e qua c'è invece una specie di solchetto, di solco nella pietra. Siamo in un posto bellissimo, pieno di sughero, un sugheretto credo, e questa è la parte posteriore dell'esedra. Ora entro